Via Serucci a Cagliari, una zona abbastanza particolare nel cuore del rione di Sì, sì, Smirionis. sì, come tante del resto. Come tante, ecco, Daniela Tante, Nedda, lei è una residente ed anche l'amministratrice di uno sì, dei condomini di numero due. Via Serucci, Numero appunto al Civico 2. Esiste un problema sicurezza qua in Via Serucci, dal suo punto di vista? sì, 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 esiste perché insomma non è che siamo messi bene, non è, a prescindere, cioè, a parte i problemi nella palazzina, insomma ce ne sono svariati di problemi, non è che... Problemi però non solo strutturali, magari pare di capire. Sì, 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 però non voglio fare, non voglio andare oltre, però ci sono i problemi anche qua, però cosa fa, uno ci convive. Lei da quanti anni vive qua? Io sono già 9 anni qua, 9 anni. sì. Lei che lavoro fa? E io bah, lavoro nelle case per pulire. Lei è sposata, Sì, sì, sì. marito, figli? No, 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 c'ho marito Suo e figli marito. no. Due cagnoline. Com'è vivere qua in Via Serucci? Beh, non dico idilliaco, però ci viviamo, dai, ci viviamo. Ognuno, l'importante è che uno, come si dice, si fa gli affari suoi. Purtroppo questa è la regola. Niente di che. Lei 9 anni non ha mai avuto paura. Ah, sì, un po' di paura già c'è, però tutto sommato, se uno rispetta un'altra persona, non credo perché deve aver paura di qualche ritorsione, non credo. Cioè, io mi sono sempre comportato bene e continuerò sempre a farlo finché ci vivo qua. Qui inoltre sono tutte palazzine di proprietà del comune, c'è chi ha riscattato Sì, l'appartamento come esatto, nel suo caso. esatto, Però esatto. i problemi appunto anche interni alle palazzine ci sono. Sì, 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 ci sono le cantine, c'è Dio me le scampi liberi, però Che cioè, problema c'è nelle cantine? ci sono problemi nelle cantine che si allagano ogni tanto perché qualche problema, qualche tubatura che si rompe. Adesso da poco anche si è rotto, avevamo tutte le cantine allagate e avevamo paura che non entrasse dentro le cantine perché meno male che l'ha sollevato, perché sennò cioè, avrebbe rovinato moltissima roba. C'è gente che ha queste cantine, ma ce n'è una che è proprio completamente distrutta, cioè il portoncino, la porta per chiuderla, boh, solo appoggiata. Ci sono degli SOS, se sì, quali che lei si sente di lanciare al comune? Sì, di ricordarsi che un po' di più di Via Serucci, perché insomma si è un po' dimenticato di noi, perché ok, viene a chiedere i soldi, noi te li diamo perché noi paghiamo la casa, però cioè, Di ci ricordarsi di sono più, cioè di fare soprattutto, cosa? sì, soprattutto le persone anziane che avrebbero bisogno di un ascensore, perché questo, cioè, ci sono svariate persone che ne hanno proprio veramente bisogno. Sì. Dal punto di vista del tema della sicurezza proprio sociale, Sociale, beh, un po' più di controllo, ecco, un po' più di controllo. esiste un Veramente progetto, tra l'altro in un flash, ovvero la possibilità di far coabitare i residenti con gli studenti universitari. È un progetto del quale in comune si è parlato già da tempo. ma si potrebbe fare, però cioè, bisogna vedere cosa ne pensano anche gli studenti venendo qua. E noi abbiamo qua studenti, però loro insomma non ci sono quasi mai, studiano tutto il giorno a scuola, non è che... però si potrebbe anche fare. Da 1 a Perché... 10 un punto di vista battuta, quanto è sicura in generale la vita in Via Serucci, vivendo in Via Serucci? Ma posso dire anche 7? 7? Perché qui cioè, finché ci vivo io non abbiamo mai avuto danni, però insomma, insomma, cioè, ci conviviamo, dai, per forza ci tocca.